Che Dino Zoff sia il monumento del calcio italiano non c'è ombra di dubbio, ma nel suo paese natale, Mariano del Friuli, risiede ancora oggi un personaggio felice, di nome e di fatto, che ha creato la casa museo dove al suo interno era chiusa la vita e la storia del campione. Il piacere di respirare aria pulita, un calcio d'altri tempi, un toccasana per lo sportivo giornalista che vi racconta con poche e semplici parole la visita di cortesia. Al suo interno si trovano coppe, foto, cimeli, il famoso telegramma dell'allora presidente Pertini, inviato il giorno stesso del suo ritiro dall'attività agonistica, le maglie del titolo europeo e mondiale con l'Italia e del 20° scudetto con la Juventus. Tornando al padrone di casa, cosa dire? Beh, Dino Zoff, senza tanti fronzoli tipicamente giornalistici, è una persona seria, attaccato alle sue radici, mai sopra le righe, un uomo, un personaggio, un professionista, insomma, di quelli buoni evergreen. Come sul campo, il buon Dino resta lui, parla piano, centellinando le parole, si esprime in marilenghe, ti invita nella sua casa a bere un bicchiere di quello giusto, al momento giusto, come fosse un vecchio amico. Arrivano gli amici, in primis il suo segretario particolare, mentore felice, un vulcano di idee mai fermo, quelli, come si dice dalle mie parti, da crodi e dure, a ruota, Bruno Pizzul e Gigi Bigot. Si firma un pallone con dedica al figlio di un amico, poi un giro all'interno del museo e alla fine, quando il Tor di Marianne batte le 11, tanti saluti e arrivederci alla prossima.